Tra i giovani under 15 in Veneto i contagiati sono stati 369, un po' meno del 2% dei 650.000 residenti nella nostra regione, e il 2% è la stessa percentuale che si è registrata in tutta Italia. Il 40% degli infetti è in età prescolare, 50 sono i neonati contagiati nel primo mese di vita, un'età critica per le cure. Per quasi tutti il contagio è arrivato da familiari, pochissimi ricoverati, solo 13 bambini, quasi tutti in pediatria, 1 agli infettivi, solo 1 in terapia intensiva e nessun decesso, mentre in tutta Italia i morti sono stati finora 4. I bambini si ammalano meno gravemente, circa il 90% dei bambini infetti da coronavirus hanno una forma lieve o asintomatica. Lieve cosa vuol dire? Febbre, febbricola, talvolta anche solo isolata, sintomi respiratori, un po' di tosse, un po' di segni di infezione delle alte vie e questo è importante, segni intestinali come la diarrea e il vomito, che però si risolvono rapidamente. Solo il 10% dei bimbi ha avuto sintomi gravi, solo per l'1% è stato necessario il ricovero in terapia intensiva e per capire l'effetto del coronavirus e del lockdown nei bambini, l'intenzione ora è quella di indagare l'aspetto psicologico. Noi per esempio a Padova adesso stiamo pensando di fare delle interviste ai bambini, cioè nella fase acuta di malattia non è stato possibile ovviamente intervistare i bambini, quindi non ci sono dati su quello che è l'impatto, lo dirigo in pronto soccorso pediatrico. Non abbiamo visto situazioni di scompenso.